Eccolo qui, è ritornato Lucio, mi dicono dalla regia che è ritornato il collegamento. Allora Lucio, vediamo se questa volta va meglio. A te la linea. Sì. Sì, no, va meglio sicuramente. Allora, dicevo, sono nel quartiere Vitale qui a Conegliano, e proprio qui a Conegliano è appena terminata l'assemblea degli inquilini dell'Ater, e sono tutti estremamente arrabbiati perché ognuno ha una storia, come l'abbiamo già raccontato più di qualche volta. Perché? Perché ci sono stati ovviamente affitti triplicati, ma ci sono anche problemi per quanto proprio riguarda la gestione delle case. Allora chiedo a questa persona, a questo inquilino, di alzarsi in piedi, perché vedete è un disabile. No, venga, si appoggia a me. Niente, non ce la fa. Ecco qua, ce la fa. Senta, allora, intanto il suo nome e il suo cognome, perché è venuto qui nonostante la sua disabilità? Allora, io mi chiamo Trotto Andrea, ed è stata mia moglie comunque l'appartamento, e siamo più di 20 anni che siamo qui in questi appartamenti e non sono mai stati fatti dei lavori. Lei ha detto io sono anche disposto a pagare di più, però l'Ater mi deve mettere a posto la casa. Certo. È fuori norma. È fuori norma, è fuori tutto, una buca, sono 6 anni che lo dovrebbero mettere a posto, non l'hanno messo a posto, hanno messo dei pali e basta, l'entrata c'è una buca che fa acqua dappertutto, poi i portoni sono evanescenti, finestre rotte e tutto quanto. Grazie. Adesso io invece chiamo la consigliera comunale, il suo nome e il suo cognome, perché così le chiedo cosa può fare il comune di Conegliano per questa situazione. Sono Isabella Gianelloni, buonasera, consigliera del PD di Conegliano. Il problema è che Conegliano ha molti alloggi popolari da tantissimi anni, ma da decenni non vengono mai ristrutturati. Alcuni sono in condizioni davvero pietose, come diceva il signore, ma anche peggio, caldaie che saltano, tubi arrugginiti, quindi il comune potrebbe innanzitutto fare un grosso investimento, lo diciamo da anni. Ma non ce l'ha in carico l'Ater le case? L'Ater ha in carico la manutenzione ordinaria delle case, non quella straordinaria che manca da decenni, ripeto, e poi potrebbe anche darsi da fare per proteggere i cittadini coneglianesi e aiutarli in questa battaglia. Ecco, dicevo che è un'assemblea che in questo momento riguarda Conegliano, però ci sono anche degli inquilini Ater di Treviso. Voi siete venuti qui a dare manforte, giusto? Sì, più che anche andare a manforte. Andiamo più vicino perché così vediamo chi è. Anche manforte, noi siamo venuti qui anche per sentirci uniti con i nostri amici di Conegliano, anche perché volevo dire che noi abbiamo fatto un'assemblea qualche tempo fa a San Paolo, esatto, l'abbiamo anche seguita, che l'avete seguita anche voi, e ieri sera ci siamo trovati come coordinamento, abbiamo creato un comitato per poter seguire a livello provinciale e a livello anche veneto la situazione delle case Ater, anche per come che vediamo che sono i problemi che ci accompagnano. Perfetto, per ultimo invece l'organizzatore, ricordiamo il suo nome e il suo cognome? Gabriele Zanella di Rifondazione Comunista e del comitato del coordinamento regionale degli inquilini Ater. Ecco, voi avete lanciato una proposta proprio in questa assemblea per lunedì. Sì, la piattaforma del coordinamento regionale chiede il ritiro immediato di questa legge, chiede il ritiro per il fatto degli aumenti, perché non è possibile calcolare il TFR e aumentare quindi perché ho poco tempo e aumentare l'affitto a chi ha un piccolo patrimonio. Noi chiediamo agli inquilini, e gli inquilini ne sono ben contenti e sono ben agguerriti, di manifestare a Treviso alle 9 di lunedì mattina a partire dalla stazione 2 settembre e recarsi davanti alla sede Ater a far sentire le nostre ragioni contro questa legge per il ritiro immediato della stessa. Tutti gli inquilini Ater della provincia di Treviso? Tutti gli inquilini Ater della provincia di Treviso. Bene, grazie da Conegliano restituisco la linea e do invece la linea al servizio con diciamo le risposte dell'Ater registrato dal collega oggi proprio durante un incontro con la stampa.